Da dove si comincia a lavorare? Allora, io credo che bisogna cominciare a lavorare pensando al lavoro, al futuro, ai giovani. E le risorse ci sono, non è vero quello che viene detto oggi, non ci sono risorse, non si può fare nulla. C'è una fonte inesauribile di denaro purtroppo in Italia che è l'evasione fiscale e la corruzione. Quello che è accertato è che 60 miliardi di euro l'anno vengono sottratti attraverso la corruzione e 120 miliardi di euro l'anno attraverso l'evasione fiscale. Allora, vuoi trovare risorse, investire nelle imprese, nel lavoro ai giovani? Bene, valli a prendere. Se tu invece lasci indisturbati i grandi evasori, te la prendi magari con quello che alla fine si è scordato di mettere lo scontrino, giusto che lo metta, per l'amor di Dio, però si scorda quello, e non te la prendi con chi ha portato i capitali in Svizzera, chi ha portato i capitali all'estero, è chiaro che non ci vai da nessuna parte. Allora ci vuole una volontà di scovare gli evasori fiscali per poter portare allo Stato delle risorse e poterle investire in attività produttive. Questo credo che sia fondamentale, è il primo punto, perché oggi i giovani, i meno giovani non ce la fanno ad andare avanti, non trovano uno sbocco occupazionale che credo che sia fondamentale, ti dà anche dignità, voglio dire, questo è determinante. Anche per evitare quello che poi accade è che, a parte i vari partiti di protesta che possono nascere, poi il primo partito sia il partito del non voto, quindi succede che ci si allontana dal mondo della politica. Come evitare questo? Coinvolgendo, questo è fondamentale. Io credo che non è una democrazia compiuta, quella democrazia che vede il 50% dei cittadini non partecipare. Perché è chiaro che chi rappresenta sempre soltanto una parte. Voi immaginate, chi vince col 20% rappresenta in realtà non il 20% complessivo, ma addirittura il 10%, quindi è una rappresentanza minima. Allora l'obiettivo deve essere quello di coinvolgere i cittadini. Noi dell'Italia dei Valori, per esempio, abbiamo pensato di ripartire dalle piazze. Nei prossimi giorni, lo faremo il 28 e il 29, do un annunzio in anteprima, abbiamo pensato di utilizzare uno strumento che è previsto dalla legge, che è il disegno di legge di iniziativa popolare. Cioè i cittadini possono essere protagonisti non solo attraverso i referendum che noi abbiamo fatto e con grande partecipazione, ma c'è un altro strumento, il disegno di legge di iniziativa popolare, cioè ci vogliono 50.000 cittadini almeno che sottoscrivano una proposta di legge che quindi può essere portata in Parlamento ed esaminata. Il Parlamento è tenuto ad esaminarla. Allora la nostra idea è quella di riscendere in piazza non per dire quanto siamo bravi, punto, ma per proporre, ascoltare e quelle istanze farle diventare, con la sottoscrizione dei cittadini, proposta concreta. Il 28 e il 29 di luglio, quindi adesso, scenderemo in piazza per la prima proposta, che riteniamo una proposta in questo momento molto importante, ed è: stop allo Stato biscazziere, basta ai giochi online, basta alle slot. Voi dovete sapere che ci sono in questo momento, lo Stato prende 75 miliardi di euro l'anno dalle tasche dei cittadini, e non è un gioco per divertimento, è un gioco della disperazione. Si gioca soprattutto nelle zone più depresse del paese. Ci sono 3 milioni di persone che sono a rischio ludopatia. Immaginate se queste risorse noi, anziché fare uscire dalle tasche per fare finire gli sprechi dello Stato, e devo dire in parte non solo gli sprechi dello Stato, ma nelle tasche dei commissionari, sono 10 in tutta Italia, prendono il 50% di quello che rimane, perché di questi 70 miliardi ne rimangono disponibili, perché alcuni ovviamente vengono restituiti coi premi, ne rimangono disponibili 16 milioni. Di questi 16 milioni metà vanno ai 10 commissionari, che sono dei privati che si incassano, alcuni hanno sedi alle Cayman, per capirci, l'altra metà vanno a finire allo Stato. Lo Stato che poi li spende per curare chi è affetto da ludopatia. Allora è addirittura in perdita, e che disperazione, un dramma che si vive ogni giorno con giovani, giovanissimi, che si sono anche recentemente purtroppo uccisi, un giovane a Ischia è l'ultimo. E quindi noi riteniamo che questo sia un fatto anche di civiltà, che uno Stato promuova il gioco d'azzardo non è una cosa tollerabile, e scenderemo in piazza per chiedere ai cittadini se hanno interesse a sottoscrivere questo e se vogliono darci una mano. Anzi, se volete darci una mano in questo, noi saremo nelle piazze con i nostri gazebo per parlare e per proporre.